Sabes que a l'época, le medecins havia pas veleu tutto quel que calia come uiei, ni mai tutte le conoscenze ni le competenze attuali, quand qualcuno era malauto. E havia una soare che io aveva un grave mal de cap. Lo medecin venguet e diet così una forte meningite. E tu saps se potissio. E qua fa che, de che fa mai. Sabiu che il villaggio un po' più loin, hi havia una brava fenna, Madame Caisac, del sobriquet, que era la Potinella, que havia un secret per les meningites. De què fa? Vitament la nero sonar. Aquella brava fenna arribat bien estroig, com comprenés. E quan arribat al ras d'aquella filieta, mena llumeta fa aquest un tret sul front. E lo tret demorat marcat. E diet come qua d'aquí, e vi garantisce che quasi una meningite, qua d'aquí. Lo front si è inflat, memes, eh? Allora, bon assaggiare un remedi che hai, ma che fa bitte, non più bitte fuori, non miglior con ro. Ed è mondet a mon perro di rosare il capo completamente, ma bien lo rosare, a funge. Puoi credere che in quel momento che c'era a Parigi, la cupero la burra, ma la li rosero il capo, e tutto. E poi loro diet, cercas vitamente un pigeon, ma un pigeon maschile, se potesse. E che loro dormì in vitesse vivente e lo riposare sul capo. E dopo se reazioni, vi dirai se questo è stato efficace o pas. In effetti, per il primo pigeon che ho trovato, vi potete dire, credendo che volevo un pigeon male, maschile, volevo pas. E lo ripauso sul capo, diventa vivente, ma la figlia ha poca reazione. La brava fenna che la Madame Caisac ha detto quando fumé. Tutte le vite agacciate mi trovano maschile. In effetti, reperero bien un pigeon che era bien maschile. E mon père fa pas adus, d'un côté coutel, lo duer vivente, e vite lo pausa sul capo. La figlia fa una reazione, griffa il naso in vitessa e sorte una gutta d'aia. La mère Caisac dice, cercate tranquille, vostra figlia salvata. E voilà così è finita e la figlia portia di la guérison, tutto somene, tutto ne bien. Che l'histoire ne ha un an, la usiera tornare alla televisione e l'auria pas jamais raccontata se la televisione l'aveva pas dita, perché mi domandava se il mondo poteva credere.